TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella nottata del 19 dicembre scorso, i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un 32enne denunciato in stato di libertà, un 22enne italiani, fratelli, conviventi, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione di un'autovettura di proprietà e dell'abitazione, sono state trovate hashish, marijuana, cocaina, ecstasy, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo la convalida dell'arresto avvenuta nella mattinata del 19 dicembre, la persona arrestata è stata sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, cambiamo argomento, annuncia di avere trasmesso alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro per la Protezione Civile Sebastiano Nello Musumeci e al Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano la documentazione integrativa alla comunicazione inviata a fine novembre con la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Ho inviato una comunicazione, dice il governatore, relativa al maltempo che ha colpito le province di Treviso, Padova, Vicenza, Verona e città metropolitana di Venezia nei giorni 23-24 settembre. Solo per quanto riguarda il patrimonio pubblico abbiamo censito 40 milioni di euro di danni. Prosegue il progetto di controllo del vicinato a Jesolo. Nelle prossime settimane il Comune organizzerà nuovi appuntamenti di formazione e informazione rivolti ai cittadini con il supporto di rappresentanti dell'Associazione Controllo di Vicinato. Nei giorni scorsi, infatti, i residenti di 2 nuove aree della città hanno manifestato l'intenzione di formare il relativo gruppo di controllo del vicinato, Jesolo 2 e via Cagamba. Durante la seduta di Consiglio Comunale di martedì 17 dicembre, il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, ha detto: oggi sul territorio di Jesolo sono attive circa 70 telecamere pubbliche di videosorveglianza. Una rete che intendiamo ampliare per coprire anche le aree attualmente scoperte, ma per step. Nei prossimi mesi potenzieremo i sistemi hardware e software della centrale operativa. Poi introdurremo lo strumento della videoanalisi. E il 29 dicembre è in programma la Domenica Ecologica con conseguente blocco del traffico nel centro di Mestre, come disposto dall'ordinanza emessa dal Comune di Venezia. In particolare, il provvedimento prevede il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nell'area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l'uscita Marghera ed il cavalcaferrovie di Mestre, dalla strada regionale 11 da San Giuliano via Orlando nel tratto tra gli svincoli in località San Giuliano e l'innesto alla strada regionale 14 e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito. È ammesso il transito per raggiungere le aree a parcheggio che sono indicate con ulteriori dettagli della Domenica Ecologica nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.